Il problema migratorio è un problema sicuramente che è complesso e va affrontato in maniera organica. Ci stanno delle falle sotto ogni punto di vista perché abbiamo dei numeri nella nostra regione che superano quelli appunto dell'accettabilità. Noi del Movimento 5 Stelle lo abbiamo sempre detto, in particolare per quanto riguarda le strutture di minori accompagnati abbiamo delle strutture i cui numeri appunto superano quelli tollerati e questo impedisce anche di fare un'accoglienza dignitosa di questi ragazzi che, come ha ben precisato, alcuni di essi vogliono comunque integrarsi e far parte della nostra comunità. È un'accoglienza inefficace per la considerazione che queste strutture mettono in promiscuità persone anche con problematiche diverse e questo può generare sicuramente delle situazioni di tensioni perché ci stanno ragazzi con problemi psicologici o psichiatrici che andrebbero trattati in strutture dedicate con trattamenti dedicati, invece si trovano messi insieme con altri ragazzi che non hanno particolari problematiche e quindi questo crea sicuramente delle situazioni di tensione, così come i numeri alti portano inevitabilmente a situazioni di tensione. A questo voglio aggiungere un ulteriore dettaglio, ovvero la scelta del Viminale di ridurre quello che è l'importo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che è stato ridotto al 35% di quello che era l'importo iniziale, ovvero di 100 euro al giorno per ogni minore straniero accompagnato, tant'è che anche l'ANCI ha lanciato proprio un grido di aiuto e sottolineando che questa situazione potrebbe creare anche dei buchi in bilancio delle nostre amministrazioni locali già in forte difficoltà da questo punto di vista nella gestione appunto dei minori, per cui va comunque garantita l'accoglienza e si deve trattare di un'accoglienza quanto più dignitosa possibile. Abbiamo assistito nel corso del tempo anche a degli slogan e a della demagogia di basso livello che non ha portato risultati. Io sono piuttosto critica anche nei confronti di questo governo che sì, quando era all'opposizione gridava chiusura all'ingresso di immigrati, blocco navale, ma lo stesso presidente Fedriga si è speso nel corso del tempo quando altri erano al governo battendo i pugni con altre forze politiche perché la situazione appunto venisse risolta. Per ora che sono loro al governo, anzi devo dire di più, la regione allineata con il governo nazionale, non è che la situazione sia cambiata molto, anzi oserei dire per certi versi ha subito anche delle inclinazioni e quindi dei disagi per i nostri cittadini.